Un sogno chiamato Capitale Italiana della Cultura 2024. Un sogno sì, ma innanzitutto un'opportunità. Scatta il conto alla rovescia verso l'audizione di venerdì 4 marzo, quando la città del Palladio si racconterà davanti alla commissione ministeriale che dovrà decidere quale delle 10 città italiane ancora in lizza merita il trionfo. Per le restanti 9 sarà comunque una vittoria. Sì, perché arrivare a questo traguardo significa avere un'identità storica, turistica, riconosciuta e riconoscibile. C'è un pezzo di Veneto in questa finale nazionale e il suo volto è quello di Vicenza. L'audizione di venerdì 4 marzo si terrà in un luogo simbolo della città del Palladio, l'Olimpico, il primo teatro stabile coperto della storia. Questo perché la cultura è una bella invenzione. Lo sa bene Giancarlo Marinelli, direttore artistico della Fondazione Teatro Comunale di Vicenza, che curerà la regia della rappresentazione con cui Vicenza si presenterà davanti alla commissione venerdì 4 marzo. Vogliamo dire la nostra, essere arrivati qui è già un grande risultato, però insomma vogliamo andare fino in fondo, ci proveremo, sono giorni chiaramente molto delicati perché tra poco ci sarà l'audizione con la commissione deputata, insomma giocheremo le nostre carte fino in fondo.